Torniamo a parlare invece di Amiu, di Chimo Ambiente, perché oggi era indetto uno sciopero nazionale per il rinnovo del contratto, sciopero revocato alla fine perché l'accordo è stato raggiunto, e di questi dettagli e poi dello stato di salute e anche dell'Amiu di Taranto parliamo con Mimmo Sardelli di FP CGIL, che è in collegamento con noi. Buongiorno Sardelli. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, sciopero revocato, accordo raggiunto, questa è una buona notizia per i lavoratori anche del settore come l'ex Amiu. Sì, in tarda serata, intorno alle 23 di ieri sera, dopo una lunga trattativa è stato raggiunto l'accordo sulla parte economica, un accordo anche importante dal punto di vista economico, con un aumento complessivo tra tabellare e accessorio di circa 300 euro. A regime naturalmente, perché per il triennio 2025 e 2027. Per chi ci ascolta vuol dire che entro 3 anni lo stipendio aumenterà in maniera lorda di fino a 300 euro, giusto? Fino a 300 euro, sì. Okay. È chiaro che io voglio ricordare che non più tardi di un mese e mezzo fa era stato fatto un altro sciopero generale a livello nazionale. In queste settimane c'è stata una mobilitazione complessiva in tutto il paese, con una serie di assemblee sui posti di lavoro, perché, voglio ripetere, il settore dell'igiene ambientale, e una città come Taranto ce ne accorgiamo in maniera particolare, è un settore cruciale per il paese, finanziato tra l'altro per intero dalla Tari, quindi dalla tassazione dei cittadini, ed è un settore dove la valenza della manodopera è una valenza decisiva, e spesso e volentieri purtroppo noi ci imbattiamo in aziende che non rispettano il contratto o fanno comunque fuga al ribasso. Il tentativo da parte delle centrali datoriali era di un rinnovo misero che non andava a recuperare neanche in parte il potere d'acquisto dei lavoratori. Sostanzialmente la questione era recuperare buona parte dell'inflazione, che io voglio ricordare al 17%. È un segnale importante anche per altri settori, perché dimostra appunto che non si può prescindere per uno sviluppo del paese dal valore del lavoro e quindi da un riconoscimento professionale ed economico delle lavoratrici e dei lavoratori. È un segnale importante, e me lo consentirete con una punta d'orgoglio, anche segno che quando c'è l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori, le battaglie si fanno e si vincono. Penso che sia un segnale a tutto il mondo del lavoro questo. Guardi, lo dico poi, anche con un pizzico di egoismo. Qualche giorno fa hanno scioperato pure i giornalisti, sono 10 anni che non vediamo un rinnovo di contratto, e quindi la speranza che insomma anche per noi arrivi una buona notizia, insomma, che arrivi davvero, adesso al di là delle battute, per le lavoratrici e i lavoratori, perché qua aumentano i prezzi ma i salari rimangono in lire praticamente. Questo bisognerebbe dirlo anche al nostro governo centrale, ragion per cui noi venerdì sciopereremo, perché nei salari dei lavoratori pubblici sono aumentati del 5,78 a fronte di un'inflazione del 17, quindi il peggior datore di lavoro in questo paese è diventato lo Stato. Andiamo invece nelle parti di casa nostra, Sardelli. L'ex Amiu ieri ha avviato insomma questa maxi operazione di pulizia del rione Tamburi, insomma ci sono state polemiche nei giorni precedenti rispetto a un'ipotetica strategia di gonfiare la percentuale dei rifiuti, cosa che tra l'altro avete ascoltato anche voi in Commissione Attività Produttive, o ricordo male? Noi siamo stati ascoltati in Commissione Garanzia e Controllo, insieme al collega della Will Trasporti Carmelo Sasso, perché noi avevamo posto il problema, se ben ricordate, delle promozioni. Certo, dei 3 promossi in Amiu. E anche in quel caso si è parlato di questa strategia, o ricordo male? Sì, diciamo i rappresentanti aziendali hanno in qualche maniera accennato, perché la cosa che guardate è che in questo periodo la cosa che meno serviva era la confusione, e invece purtroppo la confusione regna sovrana, potremmo dire, perché è indubbio che in queste settimane si è raccolta la frazione differenziata. È indubbio che c'è un problema anche di civiltà da parte dei cittadini, perché i cumuli di rifiuti indifferenziati certamente non li va a buttare l'azienda, però non si può pensare che tutto debba essere considerato come colpa dei cittadini. C'è un sistema di raccolta che va ripensato, e forse andava ripensato già prima, perché nel momento in cui si mette in campo una strategia legittima, giusta, finalmente auspicabile per raggiungere il fantomatico 35%, però bisognava capire anche come si andava ad impattare nel rapporto con i cittadini, perché da quello non si può prescindere. Però ecco, quanto incide su tutto questo lo stato di salute dell'ex Amiu? Se non ricordo male, i debiti superano i 40 milioni di euro, Sardelli? Assolutamente sì.
sono oltre 40 milioni di euro. Difatti il problema che noi abbiamo posto al management aziendale, ma anche quando abbiamo incontrato l'assessore Cataldino circa un mese fa, è un problema duplice, sia sul piano del raggiungimento degli obiettivi di raccolta al 35% entro fine anno, ma anche sul risanamento economico-finanziario, perché è inutile che ci prendiamo in giro. Noi dobbiamo fare una grande operazione di verità. Su Amio per troppi anni si è combattuta una battaglia tutta politica, quando su quell'azienda c'è bisogno invece di una estrapolazione da un contesto di battaglia politica per capire come fare per rilanciare l'azienda mantenendola pubblica. Ancora oggi c'era un'ipotesi, lo ricorderà, quando è stato eletto Bitetti, di un tecnico al vertice che era l'ingegner Nacci, che insomma a Trani ha portato anche risultati abbastanza lusinghieri. Poi è stata scelta la strada politica. Sì, assolutamente sì. Però su queste dinamiche, guardate, politiche di maggioranza e opposizione, noi ci vogliamo tenere fuori. Noi abbiamo a cuore due cose: il bene delle lavoratrici e dei lavoratori e il bene della città. Bene, l'Amio ancora una volta, e lo dico con amarezza, sta diventando terreno di scontro politico e si sta perdendo l'obiettivo vero. L'obiettivo vero è rilanciare questa azienda, perché nelle condizioni in cui è oggi, sia dal punto di vista economico-gestionale, sia dal punto di vista proprio della tenuta finanziaria, purtroppo le prospettive non sono rosee, e dire il contrario da una parte e dall'altra per ragioni diverse tra maggioranza e opposizione è un'offesa alla verità. C'è necessità di una grande operazione di verità. Noi l'abbiamo detto anche chiaramente in Commissione Garanzia e Controllo. Io penso che una grande società pubblica deve fare anche un'operazione di verifica al suo interno di chi ha determinato certi meccanismi, certe logiche. Consentire di chi ha determinato questo buco, si chiama azione di responsabilità. In tutte le grandi società si attivano le azioni di responsabilità nei confronti di coloro i quali hanno in qualche maniera sbagliato, determinando certi errori e certe conseguenze. Ma in questa città l'Amio è diventato un punching ball tra maggioranza e opposizione a seconda dei momenti politici, ma spesso, lo dico con amarezza, spesso si dimentica l'obiettivo principale, che è garantire una raccolta efficiente, efficace e funzionante, che da un problema diventa risorsa, come avviene in tante città italiane, e dall'altro lato garantire i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori senza dover fare continuamente contenziosi sindacali, contenziosi giudiziari e quant'altro. Devo dirlo con amarezza, e lo dico, che purtroppo anche ora, in queste settimane, io vedo scene di un film già visto, di un film il cui finale, ai noi, potrebbe essere un finale già scritto. E allora io credo che forse siamo ancora in tempo a cambiare questo finale, ma ci vuole da parte di tutti responsabilità, trasparenza, che è quella che noi abbiamo lamentato, e un linguaggio di verità. Basta far diventare Amio una questione di battaglia politica tra maggioranza e opposizione. E ci auguriamo anche noi che Amio, l'ex Amio, Chima Ambiente, rimanga un patrimonio pubblico. Grazie a Mimmo Sardelli di FP CGIL per essere stato con noi. Dobbiamo dare il giornale radio, quindi Sardelli ci ritroviamo però molto presto, glielo prometto. Grazie ancora.